Dalla prima elementare, ora sono al secondo anno di università, quindi quasi 13-14 anni, da una vita praticamente. Di mille avventure penso Gabriele Lappel, che è un mio carissimo amico, insomma da tantissimi anni giocavamo insieme dalla prima elementare alla terza superiore, seconda, e sì, abbiamo fatto tanti tornei assieme, tanti campionati, come insomma da ragazzi qualche campionato regionale elite, oppure il torneo a Verona, il Bentegodi. Penso il torneo al Bentegodi a Verona, insomma giocare in uno stadio del genere è stato emozionante, oppure insomma la finale del Giulia, quando abbiamo perso in finale agli ultimi minuti, sempre da allievi regionali, che vorrei ricordare che insomma mi ha trasmesso tanto la passione per il calcio, il mio mister Armando Romano, da ragazzi, da Pulcini, e insomma che mi ha trasmesso la passione, la voglia, la determinazione per continuare. È casa, perché insomma essendo qua da tanti anni non mi vedo in altre società, quindi sì, una famiglia, una casa e un posto sicuro insomma dove giocare a calcio per la mia passione. Sono venuto qua nel 2011-2012 circa. Ma l'ultimo anno di Pulcini mi pare che abbiamo vinto il campionato, è l'unico campionato vinto, è molto bello. Penso il mister Maurizio, che è il mister che ho adesso a Juniores, sono 19. Questi due, Cristian e Nico, sono qua da tutto il tempo. Allora, sono arrivato qua 8-9 anni fa, circa nel 2013, 2014, 2015, non mi ricordo bene. Il momento più bello anche secondo me è stato l'ultimo anno di Pulcini, che abbiamo vinto il campionato alle ultime giornate, è stato abbastanza emozionante. Ma secondo me persona più importante a livello di San Giovanni, ma tutto in generale il gruppo che si è formato, che si sta formando ancora con Juniores, che stiamo facendo bene, e compagni più importanti anche secondo me Nicola e Giovanni, che siamo sempre qua e abbiamo passato bei momenti insieme. Sono arrivato a San Giovanni nell'anno 2013-2014 e penso il momento più bello era quando proprio abbiamo finito la partita che ha determinato la nostra vittoria del campionato nel penso 2016-17, abbiamo vinto il campionato da Pulcini. Come si chiama, mister? Maurizio. No, dai, l'altro, quello che ti ho detto prima. Luca. Dai, Calabro. No, Fabio Volo, Luca. Mattia. Penso al nostro mister quando eravamo più piccoli, Aldo, che ci faceva sempre fare allenamenti così più sulle skill ed era molto divertente. Penso che i compagni sono quelli che ho fin dall'inizio, quindi appunto Giovanni e Cristian, che ho molti ricordi con loro. Sono al San Giovanni da quando ho cominciato a giocare a calcio, ovvero dai primi calci, a 5 anni. E di sicuro tutti gli anni che sono stato qua, perché comunque avendo amici e allenatori molto bravi sono stato bene sempre. Una partita è quando ho dovuto giocare in porta e mi sono rotto il braccio. Di sicuro Pulce, che è stato il mio allenatore per molti anni, infatti mi ha insegnato molto. Filippo Umar. Sono a San Giovanni da prima della ristrutturazione del campo, quindi penso settembre 2015. Vorrei sicuramente ricordarmi l'annata che ho giocato con un altro mister Dario, e ai Pulcini, e che dopo l'anno dopo sarebbe stato primi anno di esordienti. Abbiamo stravinto tutto, giocavamo fortissimi, eravamo 2009-2010. Era veramente una bella Samuele Bertoli, anche se adesso non c'è più con noi, però è sempre stato nel mio cuore, abbiamo iniziato insieme, prima un po' anche litigando, poi dopo siamo diventati subito amici. Nel 2016-17, circa novembre, 2020-2021. Cioè tutti, però quest'anno mister Dario. Daniele Pastore. Dall'annata 2015-2016, primi calci, Alessandro Stocca,
perché penso che era davvero un bravo allenatore che ci ha educato bene. Bert Peperizzi. 8-9 anni, primi calci. Vittoria più bella contro il Montussa, 2019. Aldo, Nicolas, Nacio e Leone. 8 anni, primi calci. Una contro il Montuzza e una contro lo Zaula, non mi ricordo in preciso. Aldo, Nacio. 7-8, primi calci. Ora gioco gli esordienti. Il campionato vinto ai Pulcini. Aldo. Compagno Nicolas.